con il presidente del sodalizio Raimond Handball Sassari, Andrea Giordo. Una stagione, quella appena passata, che aveva regalato grandi soddisfazioni. Un post stagione che però vi ha visto già protagonisti sul mercato e adesso pronti via, nonostante, ne parlavamo col coach, le problematiche legate anche a questo tipo di allenamento che sinceramente poteva essere un po' più sereno, almeno dal punto di vista meteorologico. Parlo della struttura. Certo, no, siamo abituati ad allenarci al caldo, diciamo, e da diversi anni che iniziamo la preparazione abbondantemente in anticipo, magari rispetto a qualcun altro. La campagna acquisti doveva essere assolutamente una campagna acquisti, diciamo, abbondante, perché tra la 2 e la 1 c'è un livello molto differente, dovevamo farci trovare pronti e quindi abbiamo, diciamo, puntato a prendere giocatori di buona qualità e anche numericamente un numero importante. Abbiamo preso 9 giocatori da fuori perché riteniamo che la 1 vada onorata al meglio e quindi dovevamo farci assolutamente trovare pronti per essere competitivi fin da subito. La storia continua, si potrebbe dire, perché questo è un sodalizio che ha puntato molto su quello che è il riuscire ad emergere, ma emergere con il lavoro duro, noi parlavamo col coach, ma poi con la focalizzazione dell'obiettivo ultimo, che è quello di dare e ricevere sempre il massimo, visto che l'impegno è decisamente diverso da chi lavora per esempio nella penisola. Certo, assolutamente, noi da tanti anni che facciamo campionati nazionali siamo sempre ovviamente un pochino svantaggiati rispetto agli altri, perché tutte le nostre trasferte coincidono con almeno 2 aerei e tante ore di pullman. Lo sappiamo e di questo diciamo che negli anni ce ne siamo fatti una ragione. Per noi quest'anno è un anno molto importante perché ci riaffacciamo ai massimi livelli. La 1 che abbiamo disputato qualche anno fa era 1 a 3 gironi, questa è una 1 d'elite con 14 squadre ai nastri di partenza. Andremo dal Trentino Alto Adige alla Puglia e quindi assolutamente ci vuole una bella organizzazione anche a livello societario per poter andare bene e per poter programmare tutto nei minimi dettagli. A proposito di organizzazione societaria, ci piace sottolineare il fatto che ormai avete un bel pool di sponsor che vi seguono, oltre chiaramente al main sponsor Raimond, tanti altri che hanno sposato la vostra causa proprio per la bontà del vostro lavoro, del vostro impegno e di quello, insomma, che rappresentate in Italia in nome e per conto della nostra isola. Certo, no, per noi è fondamentale, se non ci fossero così tante aziende a sostenerci non potremmo assolutamente fare un campionato di A1, non potremmo farlo a maggior ragione per cercare di essere competitivi e quindi di questo siamo assolutamente contenti. Crediamo di aver lavorato abbastanza bene negli ultimi 2 anni e il fatto di avere così tante aziende alle spalle è sicuramente una certificazione appunto del nostro lavoro svolto in questi 2 anni. Speriamo di aumentare sempre di più le nostre partnership, però per ora siamo soddisfatti di quello che siamo riusciti a raccogliere. E poi soprattutto l'organizzazione del prossimo torneo internazionale che vedrà protagonista Sassari, credo che sia un bel biglietto da visita per una stagione che deve e dovrebbe essere foriera di quantomeno, non dico di grandi successi, però di consolidamento. Sì, deve esserci un consolidamento dal punto di vista societario innanzitutto. Questo è un torneo che ci permetterà innanzitutto di testare, diciamo, il livello di preparazione con squadre che sono ad un livello superiore rispetto al nostro e a livello societario organizzare un torneo di questo genere è un bell'impegno, ci è voluto tanto tempo, non ci siamo fermati alle prime difficoltà, siamo riusciti a trovare 3 squadre veramente competitive, il Nizza, il Koper e il Volendam, sono delle squadre che assolutamente ci sognavamo di ospitare gli anni scorsi qua a Sassari, quindi è sicuramente un bel torneo, è un'occasione per noi e penso che sia un'occasione anche per far conoscere in un mese assolutamente positivo come agosto, diciamo, le bellezze anche del nostro territorio. Infatti oltre agli impegni sportivi cercheremo di far girare un pochino anche gli atleti stranieri nella nostra isola.